Eccoci, siamo rientrati qui a Venezia, tanti sono gli agricoltori che sono venuti un po' da tutte le province, noi però sentiamo quella di Padova, siamo insieme a Claudio D'Ascanio, presidente della CIA di Padova. Presidente, buongiorno, gli agricoltori mi sembrano abbastanza arrabbiati. Beh, sono sicuramente arrabbiati, d'altronde è normale, la situazione che stiamo descrivendo da qualche mese si aggrava sempre di più e purtroppo le soluzioni che vengono prospettate non danno nessuna risposta. Quello che è stato fatto fino ad oggi non è minimamente inciso sulla realtà delle aziende agricole, nel senso che i prezzi continuano a rimanere bassi, non ci sono provvedimenti che in qualche maniera aiutino, allevino le sofferenze, soprattutto dal punto di vista dei costi degli agricoltori, anzi in finanziaria abbiamo avuto un provvedimento che inasprisce ancora la fiscalità e la parte contributiva. Sul discorso dei decreti, quelli anticrisi, non hanno nessun interesse per l'agricoltura, questo naturalmente non ci fa che essere ulteriormente arrabbiati, perché d'altronde oggi siamo qui a Venezia perché vogliamo avere un rapporto anche con l'istituzione Veneto e speriamo che con loro riusciamo ad avere più voce rispetto a quello che è il governo italiano. Addirittura il 40% delle aziende rischia di chiudere. Sì, perché c'è un doppio aspetto, che chiudono quelle piccole perché sono piccole e non riescono a reggere il mercato, ma chiudono quelle grandi perché ormai per resistere in questo periodo si sono indebitate con le banche e conseguentemente tra un po' dovranno cessare, cioè decidere se essere aziende in perdita continua o diventare dei disoccupati. Questo è il problema gravissimo delle aziende agricole, non c'è prospettiva per i giovani perché se non c'è reddito i giovani non entrano. I cittadini non beneficiano di nulla perché i prezzi bassi all'agricoltura sono solo per gli agricoltori ma non poi nella filiera, quindi nei supermercati, nei mercati, quindi questo è un effetto assolutamente distruttivo per un'economia, poi nel complesso i cittadini non hanno nessuna convenienza, gli agricoltori dovranno chiudere. Ringraziamo il presidente della CIA di Padova, Claudio D'Ascanio. Noi nel frattempo ci siamo spostati all'interno del palazzo del Consiglio regionale, Palazzo Balbi, dove la delegazione della CIA ha incontrato i rappresentanti delle istituzioni. C'era anche il consigliere regionale Gianni Gallo, cui do il benvenuto. Insomma, il mondo agricolo chiede delle risposte concrete per risolvere il problema dell'agricoltura. Sì, e sono proposte quelle che avanza il mondo dell'agricoltura che qui era rappresentato con una delegazione foltissima della CIA che sono del tutto ragionevoli. Ora noi riteniamo che bisogna convocare in via straordinaria, urgentemente, il Consiglio regionale per discuterle, perché altrimenti si rischia che il mondo agricolo sia continuamente un mondo a parte, un mondo che non viene tenuto in considerazione e invece la politica veneta deve dimostrare con i fatti che non è così e pensiamo che proprio attraverso un consiglio straordinario si possa intanto evidenziare le problematiche del mondo agricolo e delineare anche le risposte che si stanno mettendo in campo. E chiudiamo qui da Venezia insieme al vicepresidente della Regione Veneto, Franco Manzato. Vicepresidente, che risposte possiamo dare agli agricoltori? Risposte immediate sono legate al piano di sviluppo rurale dove mettiamo in campo 130 milioni di euro portando gli investimenti aziendali da 30 milioni di euro a 47 milioni di euro, quindi una botta importante di sostegno all'agricoltura. Molto investiamo sui giovani, 30 milioni di euro e poi tutto il settore lattiero-caseario e l'agroindustria. È evidente che c'è un momento di difficoltà, stiamo cercando anche degli strumenti importanti e innovativi per quanto riguarda il prezzo del latte, con grandi difficoltà perché il mercato e la comunità europea ci mettono delle norme stringenti che dobbiamo in qualche modo osservare, però cerchiamo anche di essere molto determinati, lo possiamo fare solamente se tutti quanti lavoriamo nella stessa direzione. Io ringrazio il vicepresidente della Regione Veneto, noi qui da Venezia vi salutiamo, ma restate con noi perché Verde Nord-Est continua.